Perché ce ne restano comunque 13, saranno comunque 10, 13 e comunque non gliela regaliamo perché i requisiti rimangono. Tutte male! I requisiti rimangono, non gliela regaliamo la cittadinanza, non gliela regaliamo. Non fare il gesto dopo, perché la passate a 5? La passiamo a 5 perché comunque è più agevole rispetto a 10, cioè la metà, è la metà. Come noi, devono curare come noi, devono fare burocrazia. Vada all'estero e poi vedersi 5 anni, minimo sono 15 anni, in Inghilterra sono 12, in Svizzera Dobbiamo confrontarci con i migliori, non con comunque può andare a votare no, ma è importante è votare. Allora, il tema è grave. Non capisco perché bisogna chiamare in causa il cittadino che dà un normale all'impresa. C'è sicurezza da rispondere anche il sistema. Ma come si fa a votare no a una referendum di questo tipo? Ma chi è che restaura, scusami, si dà un appalto per restaurare un hotel, dà un incarico, paga un responsabile della sicurezza, c'è un'impresa certificata, se succede qualcosa deve rispondere anche il proprietario. Ci saranno delle indagini prima perché potrà essere tirato in ballo, se ci sono responsabilità non sarà preso a prescindere. Se ci sono responsabilità, Bisogna dire le cose come stanno. Ma come si fa a dire no a un referendum? Ma no, ma lei ha semplicemente detto di non andare a votare. Io non capisco questo. Come fa il presidente di regione a dire di non andare a votare? Almeno invitare a votare. Ma non vi hanno insegnato a ascoltare. Siamo di sinistra. Non te lo spiego, perché voi siete quelli che hanno detto ai veti di non andare a votare per il referendum dell'autonomia. Ma non è vero! Io sono andata a votare. Vai a guardarti le dichiarazioni ufficiali.